Allora ci siamo, grazie per averci preferito. Come ogni martedì, sapete, noi abbiamo questa troupe che gira negli ospedali della Calabria per raccogliere le lamentele dei cittadini e degli amministratori per una sanità che non funziona come dovrebbe, o almeno non risponde alle istanze, alle esigenze dei cittadini. Più cose sono accadute in questi ultimi mesi, c'è stata la speranza di modificare qualcosa, di intervenire, di dare risposte concrete alla gente, ma stringi, se non fosse per l'abnegazione, lo spirito di sacrificio degli operatori sanitari, medici e quanti operano all'interno delle strutture pubbliche, molti ospedali avrebbero a questo punto forse dovuto dire: guardate, non siamo nelle condizioni di poter rispondere alle istanze dei cittadini. Invece si va avanti cercando di capire tra riunioni, contro riunioni, l'ufficio del commissario, la regione, Roma, il ministro, insomma poi c'è questa grande attesa nel vedere che cosa produrrà il ministro Speranza. Da più parti si chiede il suo intervento in Calabria, almeno venisse a vedere qual è la situazione, come siamo combinati e poi magari può assumere delle decisioni. Ma oggi è lo spazio dedicato all'ospedale di Locri. Più volte abbiamo riferito all'interno dei nostri telegiornali le proteste dei sindaci della zona che con la fascia sono andati anche a Roma a protestare, hanno chiesto interventi immediati, ma ad oggi è successo niente o poco, pochissimo, non quello che si aspettavano i primi cittadini. E la gente che fa? La gente è lì a protestare, la gente è lì, alcuni partono per andarsi a curare altrove, andando ad aumentare quello che è il costo della nostra sanità. Siamo in 320 milioni, 330 milioni all'anno di immigrazione passiva. E c'è un altro fenomeno ancora più brutto, ancora più mortificante per una società civile, i cittadini che non hanno i soldi per curarsi e non possono andare da nessuna parte. E a questa gente dobbiamo rivolgere attenzione, è qui che la politica deve guardare, deve intervenire, è qui la politica che deve fare le battaglie, al di là del posizionamento, della vittoria elettorale, degli argomenti che stanno dentro l'agone della politica. C'è una Calabria sofferente che sta ai margini, che chiede di essere ascoltata e alcune volte ha smesso anche di urlare perché non ha più voce. Andiamo con il collegamento. Enzo, se mi senti, adesso vediamo se appari subito sul nostro teleschermo. Enzo Romeo per noi lì, insieme al nostro Mario Scarpelli, che ci trasmetterà nelle vostre case le immagini dell'ospedale di Locri. Enzo? Sì, buon pomeriggio direttore, siamo collegati in diretta dalla sala riunioni della direzione sanitaria, quindi ringraziamo la governance dell'ospedale che ci ha consentito di poter effettuare questo collegamento da una postazione decisamente comoda e ci consente questo anche di lavorare meglio. Una parte non l'ho potuta sentire perché c'era qualche problema di collegamento, ma credo tu abbia fatto riferimento alla situazione anche di Locri, un ospedale che ha una sua storia. Questa storia sta in qualche modo per essere messa come dire, in discussione perché ci sono serie difficoltà, problemi molto gravi e noi attraverso questo collegamento cercheremo di raccontare, seppur brevemente, quale sia l'effettiva situazione con testimonianze dirette. Bene, allora puoi cominciare. Perfetto, allora andiamo subito. Intanto lo avete già visto nel lancio durante il telegiornale, pregherei il dottore Garabetta di raggiungermi qui in postazione. Come vedete con Mario Scarpelli abbiamo anche allestito un piccolo uditorio, ma ci sono anche persone che parteciperanno attivamente a questa diretta. Il dottore Garabetta, che è responsabile del servizio di angiologia e anche rappresentante della Will Medici, ha già dato una prima idea di quale sia la situazione nella
nel collegamento con il telegiornale. Ovviamente molte cose vanno dette, dottore, c'è una situazione oggettiva, lei ha già fatto chiaro riferimento ai problemi, anche alla riorganizzazione degli incarichi che incide poi come un effetto domino sull'organizzazione di tutto il lavoro che viene svolto in ospedale. Ecco, lei ribadisce ovviamente questa problematica, e quali altri problemi possiamo sintetizzare nel breve spazio che purtroppo abbiamo? Sì, ribadisco intanto che non è possibile che un'azienda sanitaria manchi la piattaforma organizzativa per eccellenza della sua organizzazione, dell'organizzazione dell'ospedale. Quindi non si possono assumere medici, non si possono assumere infermieri, non si può fare l'esatta fotografia delle unità operative e della carenza di personale delle varie unità operative. Ecco, per cui secondo me bisogna attuare in maniera concreta l'atto aziendale, che è fermo da ben 3 anni e mezzo, mi pare, dal 2016 è stato già convalidato dalla Regione Calabria dal piano di rientro. Bisogna smetterla ormai con questi incarichi provvisori, perché le figure primariali restano soltanto precari e quindi non possono organizzare in maniera definitiva le varie unità operative, perché bisogna dare dei mandati definitivi a primari, quindi attivare i concorsi primariali. Gli articoli 18 sono importanti per la sostituzione, ma soltanto una sostituzione provvisoria, quindi dare incarichi ai primari, soprattutto dare budget, risorse, ma anche obiettivi. Non è possibile che in un ospedale le unità operative non hanno degli obiettivi su cui lavorare. E poi si potrebbe anche parlare delle attrezzature. Noi qua abbiamo delle attrezzature antidiluviane, voglio dire ecografi anche del 99, sonde che per essere sostituite hanno bisogno di anni, cioè siamo veramente alla follia pura. La radiologia è una TAC obsoleta che si guasta ogni minuto. Per fortuna adesso attraverso la Commissione pare che si stia installando la nuova TAC qui all'Ocri. Abbiamo bisogno di una risonanza magnetica. Nel 2019 un ospedale SPOC non ha una risonanza magnetica. In questi anni non si è pensato a questo problema. Come fanno a lavorare i medici, come fanno a lavorare i primari? Il dottore Carabetti evidenziava anche un aspetto che è sicuramente importante: le difficoltà che hanno i medici inevitabilmente di un reparto si ripercuote anche sugli altri reparti, perché per esempio qui c'era un intervento d'urgenza, un reparto di terapia d'urgenza che non c'è più, e tutto questo ricade poi sull'attività del pronto soccorso, e sappiamo che tutti i pronto soccorso hanno delle difficoltà, figurarsi quello di Locri. Quindi questa è una delle situazioni che si contestualizzano in un magma di problemi, e quindi si capisce quanto sia difficile proprio operare e garantire una sanità efficiente in questo comprensorio. Non è retorica, una cosa però va detta: se ancora l'attività prosegue, e prosegue anche con risultati di una certa importanza, lo si deve anche all'abnegazione dei medici, dei paramedici. Quindi non vorrei apparire, ripeto, retorico, ma questo va sottolineato perché è un problema. Sì, prego. Scusami, ma sì, direttore, il tuo ospite ha parlato di un ospedale che non ha una risonanza magnetica. Siamo nel 2019, sì, non c'è una risonanza magnetica. Aspetta, un ecografo del 1999-97, non so se ho sentito bene, ma come fanno a lavorare? Ma come fanno? Sì. Come si può garantire un cittadino a questi livelli? Con questa attrezzatura, con questo sistema? Io colgo questa denuncia molto forte del tuo ospite. Dovrebbe far drizzare i capelli a chi ci governa, a chi governa la sanità. Ma è possibile un ospedale senza una risonanza magnetica nel 2019? Un ospedale SPOC, tra l'altro, quindi con una qualifica molto particolare, quindi molto significativa. E ti do anche un'altra notizia che diamo con il condizionale, però dovrebbe essere del tutto certa. Probabilmente si sospenderà il servizio di mammografia, perché la responsabile, che ha lavorato per diversi anni qui, ha ottenuto più che legittimamente un trasferimento e non c'è al momento chi possa sostituirla. Quindi questo è un altro problema, vista anche
anche la delicatezza dell'accertamento che garantisce, l'importanza dell'accertamento che garantisce il mammografo. Quindi ecco, capite che è un problema decisamente serio. Il direttore chiedeva, e ovviamente lei ci può dare una ulteriore testimonianza in questa direzione, in questo senso, alla fine voi come riuscite comunque a lavorare, visto che avete strumentazioni obsolete? L'hai detto tu, soltanto con l'abnegazione nostra, e effettivamente ci sono figure professionali mediche abbastanza valide che con i loro sacrifici portano avanti un'assistenza sanitaria quantomeno, non dico ottimale, ma quantomeno discreta. E certamente abbiamo bisogno di attrezzature, abbiamo bisogno di organizzazione, abbiamo bisogno di budget, risorse economiche, ma anche obiettivi. Io devo ringraziare il dottore Garabetta che deve rientrare. Sì, senti, scusami, una sola cosa. Prego. No, se posso aggiungere, perché mi hai un attimino citato sul discorso della medicina d'urgenza. Noi 4 anni fa abbiamo assistito, tra il silenzio di tutti, tranne questa sigla sindacale, il sindaco, abbiamo assistito a un depauperamento dell'area medica di ben 40 posti di area medica per un territorio della Locride di 150.000 abitanti. Il risultato è stato la chiusura della geriatria, della lungoreggenza, della medicina d'urgenza. Il risultato è che noi abbiamo un pronto soccorso con una pletora di malati che hanno bisogno di assistenza medica che non possono essere ricoverati. Quello è stato uno scempio al quale si è assistito in maniera sotto il silenzio di tutti. Sì. Direttore, stavi chiedendo, sì, facendo una domanda ancora. Sì, volevo chiedere Prego. al tuo ospite, ma com'è possibile in una situazione di questo tipo, ma la gente non va per strada, non testimonia il disagio, qui non c'è nulla, come si fa a garantire? Centinaia di cittadini che si rivolgono quotidianamente al pronto soccorso, hanno bisogno di fare una TAC, non si può fare la TAC, hanno bisogno di fare una mammografia, non si può fare la mammografia, ma insomma ma che razza di ospedali abbiamo costruito? Come viene garantito il servizio sanitario in quest'area della Calabria? È una cosa di una gravità assoluta, eppure le forze politiche, le forze sindacali, le forze sociali, le associazioni dovrebbero essere in prima linea, perché non è possibile offendere così i cittadini di quest'area offrendo questo tipo di assistenza sanitaria. Giro la tua domanda, che è anche una profonda riflessione al dottore Garabetta. Giustamente il direttore Sabato chiede, ma il rapporto anche con i cittadini che inevitabilmente si rivolgono a voi per avere un servizio, voi con queste difficoltà di tipo tecnico, cioè con gli strumenti che non sono adeguati, come riuscite a garantire e ad erogare sanità? Si fa quello che si può quando effettivamente ci sono delle istanze che non possono essere esaurite, e qui vengono a essere avviate nelle strutture più vicine dotate di queste possibilità strutturali e di attrezzature. Quando con uno strumento adeguato la vostra professionalità potrebbe essere meglio esplicata e meglio gratificata. L'ospedale non può funzionare senza una radiologia che funzioni in maniera perfetta. Se non c'è una TAC, non c'è una risonanza magnetica, non c'è personale, non ci sono radiologi, il numero di radiologi è inadeguato per un ospedale di tale livello, è un ospedale SPOC, quindi abbiamo bisogno di una radiologia funzionante, ma anche di tutti gli altri servizi di corollario alle varie unità operative. Io dico che bisogna organizzare l'ospedale dalla cima fino ad arrivare da capo. Perfetto, grazie dottore. Parlavi della politica, parlavi dell'impegno della classe politica. Bisogna dire che il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ha fatto molto rumore, ma evitando citazioni letterarie e teatrali, non è stato un molto rumore per nulla, perché qualcosa si è ottenuta. Intanto l'attenzione mediatica a livello extralocale, e quindi questo è già un dato, e poi il fatto che alcune riunioni di tipo istituzionali si siano organizzate dà comunque il senso di un'attenzione verso questa situazione. Pregherei il sindaco Calabrese di raggiungerci in postazione appena arrivato, lo ringrazio molto. Buon pomeriggio sindaco. Sì, direttore, dimmi. Beh, io ho avuto modo di parlare col sindaco, l'ho ospitato in studio con noi, abbiamo seguito le battaglie e l'ho visto in alcune circostanze anche un po'
sfiduciato, perché ha lottato, è andato dappertutto, a Roma, ha fatto manifestazioni, sì, ha chiamato a raccolte i cittadini, associazioni, tutte le forze politiche. Ricordo anche una grandissima manifestazione fatta proprio all'Ocri, però lì a un certo punto, secondo me, si è trovato da solo con la sua città, i suoi abitanti che pressavano perché si cambiasse qualcosa, che cambiassero le cose, ma onestamente dalla testimonianza, dalla denuncia fatta dal medico che abbiamo ascoltato prima, che era tuo ospite, io rimango senza parole. Io credo che veramente così diventa impossibile dare risposte ai cittadini. Che cosa può fare l'amministrazione comunale? Capisco e non vorrei essere nei panni del sindaco, perché i cittadini premono, l'autorità, l'immediata, il front office delle città sono i primi cittadini, sono i sindaci, ma i sindaci poteri sulla sanità non ne hanno, per cui devono mediare con le varie strutture sempre più complesse, sempre più piene di burocrazia, perché altrimenti, scusami Enzo, ma fornire l'ospedale di una TAC, di una risonanza magnetica, un ospedale che serve un comprensorio di 130-140 mila abitanti, non credo ci siano dei costi esorbitanti. Non è che si può lasciare così l'ospedale, dice, ma un cittadino che non ha la possibilità economica di potersi spostare da Locri, dice io devo fare una TAC, devo fare una risonanza, dove vado? Devo andare a Reggio, devo andare da qualche altra struttura, ma perché? Allora che ci sta a fare l'ospedale che ho qui nel mio territorio? Sì, il direttore giustamente dice di avere avuto anche ospite il sindaco, di aver spesso colloquiato con lui su questa tematica, talvolta ti ha visto sfiduciato, però la battaglia insomma si continua a farla. Nonostante il potere di intervento di un'amministrazione comunale rispetto ad un argomento come questo sia molto limitato, quindi alla fine il problema di un ospedale che non ha una TAC adeguata, ecco, non lo può risolvere il sindaco, però le battaglie Giovanni Calabrese le continua, tuttavia con quanta fiducia e con quanta speranza di riuscire ad ottenere risultati concreti. Spero di aver sintetizzato bene, Attilio. Va bene, va bene, va bene. Sì, buonasera direttore, la speranza c'è sempre, continuare a lottare per questo territorio e per difendere l'ospedale e la sanità, che sono fondamentali in un territorio isolato e disagiato come la Locride. Purtroppo il dato è evidente che la nostra battaglia, che viene da lontano, sono ormai 6 anni di lotta costante, quotidiana, ma non siamo mai stati ascoltati. Pur avendo incontrato 2 ministri della Repubblica, Lorenzin e Grillo, e diversi prefetti, commissari prefettizi che sono oggi guidano l'ASP, il generale Cotticelli, il predecessore Scura, tante promesse da parte di tutti, tanto impegno, nessun risultato. Parlava prima il dottore Carabetta della problematica dei primari, è da anni che non vengono espletati i concorsi per i primari, oggi sono pochissimi, forse solo 2 su 12 reparti i primari con dottori effettivamente vincitori di concorso. Si ricorda dell'articolo 18 che non è una soluzione, era stata promessa nel 2015 la risonanza magnetica che non è mai arrivata, non sappiamo dove l'hanno parcheggiata, in quale altro ospedale, si parla da mesi della TAC che verrà inaugurata, collaudata e inaugurata il 20 dicembre, ma ad oggi non abbiamo nessuna notizia. Nell'ultimo incontro col generale Cotticelli, promosso dall'onorevole Dario Nesci, è emerso che mancano all'interno di questa struttura ospedaliera 150 figure professionali tra medici, infermieri e OSS. È un dato gravissimo, l'ospedale sta morendo per mancanza di ossigeno, perché non facendo nuove assunzioni, non acquistando le attrezzature, piano piano, come ha chiuso l'ortopedia nelle scorse settimane, e il Comune ha fatto ricorso a quella delibera dell'ASP e ci sarà l'udienza il 18 di dicembre, per anticipo da oggi la comunicazione, anche gli altri reparti rischiano di chiudere. È inaccertabile questa disattenzione nei confronti di questo territorio, nei confronti del popolo della Locride. Non viene garantito il diritto alla sanità previsto, alla salute previsto dalla Costituzione. Non si comprende, non si vuole comprendere perché c'è questa
disattenzione da parte della politica, sia di destra che di sinistra. Attenzione, questa battaglia è nata con il governo regionale di destra ed è continuata con quello di sinistra, quindi è una questione partitica o politica. Anche l'atto aziendale che abbiamo redatto nel 2016 ha previsto l'ospedale SPOC per Locri, ospedale che poi SPOC non si è realizzato. E questo è quello che chiediamo, quello di realizzare quanto previsto nell'atto aziendale, ma c'è mancanza di volontà. Cotticelli oggi giustifica non ho la copertura finanziaria per i nuovi concorsi, le nuove assunzioni, è un problema del governo nazionale. Il governo nazionale che non ha risposto ancora alla richiesta di dissesto finanziario per l'ASP avanzata dai commissari che gestiscono oggi l'azienda, dal prefetto Meloni, dove si dice che c'è un debito di quasi 100 miliardi di euro, un dato incredibile, pazzesco. Stessa cosa per Cosenza, il problema che prima riguardava solamente l'ospedale di Locri oggi riguarda tutta la sanità calabrese. Serve un intervento serio da parte del governo nazionale. Sarebbe necessario, a mio avviso, l'istituzione di una commissione bicamerale d'inchiesta sullo sfascio e sulle rabbuie della sanità in Calabria, che sono avvenute da Castrovillari a Locri e viceversa. Diceva anche il direttore, ricordava la grande manifestazione che qualche anno fa c'è stata e fu una partecipazione assoluta, non fu solo una partecipazione locrese ma fu una partecipazione locridea, perché tutto il territorio riuscì veramente ad essere rappresentato. Da quel momento, che poteva e avrebbe dovuto essere, avrebbe potuto essere anche un momento di costruzione, in realtà i risultati poi non sono arrivati. Non credo si debba comunque dare la colpa ad una disattenzione da parte delle popolazioni, che comunque in ogni situazione sono presenti. Manca però un collante. Questo collante lo può dare solo il governo nazionale, oppure un'alternativa si può individuare? Secondo me qui si è creato un cortocircuito istituzionale tra il governo nazionale e il governo regionale. Hanno giocato a ping pong il commissario, ex commissario Scura e il quasi ex governatore Oliverio su questa partita della sanità, sulla pelle della gente, dei cittadini, in particolar modo dei territori come il nostro. Oggi andare alla ricerca di responsabilità non serve a nessuno. Oggi abbiamo bisogno di risposte immediate, abbiamo bisogno di primari al vertice dei reparti, abbiamo bisogno dei medici mancanti nei vari reparti, abbiamo bisogno che venga riaperta l'ortopedia in tempi brevi, abbiamo bisogno dei medici di radiologia, perché anche portare un attacco, come si dice, il 20 dicembre e poi mancano i medici radiologi, quell'attacco non servirà assolutamente a nulla. Serve un programma serio di risanamento e di rilancio di questa struttura sanitaria, che è fondamentale per il territorio. Abbiamo sempre detto che di tutto possiamo fare a meno tranne che dell'ospedale e dei servizi ospedalieri. Faccio un esempio: cosa comporta la chiusura del reparto di ortopedia? Diversi pazienti arrivano in pronto soccorso, stazionano per 5-6 ore, bisogna trovare un'ambulanza mai reperibile e portarli a Polistena, arrivano a Polistena e non trovano posto perché i posti sono già occupati dagli utenti di quel territorio, devono viaggiare per Reggio Catanzaro. È ammissibile tutto ciò? A nostro avviso no, per questo continuiamo a combattere. Enzo? Oggettivamente. Enzo? Sì, prego direttore. Ti devo fermare un attimo perché c'è la pubblicità, poi torniamo un attimo da te. Perfetto. Devi avere un po' di pazienza. Io dopo quello che ho sentito dal medico prima e dal sindaco poi dico, ma se io fossi un cittadino che abita in quelle zone, voglio dire, a me ne frega nulla se non c'è la copertura finanziaria, se il commissario parla col governo, il governo parla col governo regionale, il governo nazionale, il ministro, il sottoministro, cioè, scusate ma non me ne frega nulla, perché sono un cittadino che paga le tasse, un cittadino non può stare in queste condizioni. Promettono una TAC dal 2015, siamo al 2019 e non si sa che fine abbia fatto. Il reparto di radiologia è così, è senza strumenti, senza mezzi diagnostici che oggi sono fondamentali, oppure senza il reparto di ortopedia, se uno si fa male ad un arto deve viaggiare con questa ambulanza. Avete sentito il sindaco? Se c'è la disponibilità di un'ambulanza, ma signori, siamo nel 2019 e siamo a questi livelli, una sanità che offre questo tipo di servizio. Onestamente come cittadino mi vergogno, come cittadino di questa regione, lo dico perché mi immedesimo nella sofferenza della gente che vive in quell'area a cui non viene garantita la sanità, che è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, il diritto alla salute. Adesso prendiamo la pubblicità, vi dico, se qualcuno vuole intervenire anche telefonicamente, noi mettiamo adesso in sovraimpressione il numero di telefono, ci vediamo tra un attimo.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in studio, vi stiamo raccontando in diretta, anzi stiamo restituendo in diretta ai cittadini calabresi l'istantanea della sanità che viene offerta ai cittadini che abitano nella Locride. Abbiamo sentito delle testimonianze agghiaccianti, delle denunce molto forti fatte da chi vive all'interno dell'ospedale, ma anche da chi amministra la città, perché il sindaco, lo avete sentito, è stato durissimo, ha detto sostanzialmente che qui non è garantito il diritto sancito dalla Costituzione, che è il diritto alla salute. Enzo Romeo, ti do la linea perché dovevi completare questo passaggio con il sindaco della città di Locri. Intanto io dico che noi abbiamo anche attivato una linea telefonica, chi volesse dire la sua può farlo perché troverà il numero di sovraimpressione. Vai. Sì, ovviamente nella pausa abbiamo riflettuto sulla cifra data rispetto al deficit, non sono 100 miliardi perché sennò sarebbe, nella foga ovviamente è 1 miliardo e 800, insomma è sempre una bella cifra che risolverebbe parecchi problemi di tante fasce sociali, quindi la sottolineatura scherzosa, consentimi direttore, la facciamo, ma la rettifica era pure corretto farla perché sennò il sindaco dice non posso dire 100 miliardi, quindi rettifichiamo, sono un poco meno di 2 miliardi. Detto ciò, oggettivamente cosa riuscirete, sulla base anche delle indicazioni che avete, perché qualcosa si è mosso in queste ultime settimane, qualche riunione, alla fine qualche promessa l'avete strappata, che non è certamente una cosa concreta, ma qualche promessa, c'è una luce di speranza, si può accendere? No, le promesse sono sempre le stesse, vedremo, faremo, non sappiamo quando, e purtroppo questo è quello che emerge poi nei tavoli istituzionali. Noi continueremo a tenere accesi i riflettori su questa problematica. Ringraziamo anche i cittadini che volontariamente stanno raccogliendo una petizione popolare, tantissime firme, hanno superato le 20.000 firme, un segnale importante della preoccupazione che c'è sul territorio della Locride. Come amministrazione comunale continueremo a portare avanti questa battaglia anche insieme all'assemblea dei sindaci, continueremo a pretendere il nostro diritto ad avere un ospedale funzionante e prima o poi qualcuno dovrà decidersi a venire qui e risolvere questo problema. Fino ad oggi è mancata la volontà della politica, soprattutto della politica regionale e della politica nazionale, disattenta e distratta nei confronti di questo territorio, attenta solamente al momento del voto però. Grazie Sindaco, ovviamente preghiamo il dottore Calabrese di restare con noi fino a fine trasmissione se gli impegni lo consentiranno. Il Sindaco parlava della petizione, dell'impegno dei cittadini e devo dire, Direttore, che non ci siamo fatti mancare proprio niente o quasi. Abbiamo, secondo me, ma ne abbiamo parlato nelle riunioni di preparazione a questa diretta, una testimonianza importante perché qui con noi in questa postazione ci sono 2 cittadini, ma i firmatari sono stati tanti altri, sono proprio coloro che hanno avuto questa idea e hanno avviato l'iniziativa della petizione. Li invito a raggiungermi, sono Ilario Capocasale e Bruna Filippone, buon pomeriggio, benvenuti. Sono marito e moglie tra l'altro, se non vado errato, quindi una coppia insomma determinata anche a tutelare un bene che è della collettività. Per motivi di cavalleria partiamo dalla signora, un'iniziativa che è arrivata come? La domanda sarà anche banale, però ha un suo significato. È arrivata stanchi, eravamo stanchi di sentire sempre i cittadini che si lamentavano e allora li abbiamo messi alla prova e ci siamo messi alla prova anche noi stessi. E abbiamo detto, fino ad ora ci siamo lamentati su Facebook tra di noi, vediamo cosa riusciamo a fare. E ho proposto questa cosa della raccolta firme. E sono molto contenta perché c'è stato molto riscontro, i cittadini hanno iniziato a collaborare da subito, chi non era qui, i fuori sede hanno mandato le locandine, hanno iniziato a venirmi a trovare in palestra nella mia attività, a farsi le fotocopie e oggi siamo a 20.000 firme, quindi c'è stata collaborazione di tutti e fondamentalmente la collaborazione arriva dall'essere stanchi. Noi non possiamo avere un ospedale che è da terzo mondo. Non si può avere un ospedale senza TAC, non si può avere un ospedale senza risonanza magnetica, non si può avere un ospedale dove l'elisoccorso non vola di notte. Cioè, arriva un'urgenza, specialmente noi abbiamo paura di sentirci male di notte. Già di giorno è problematico.
Noi pretendiamo un ospedale che perlomeno ci dia la possibilità di salvarci, di stabilizzarci, e poi se non ci sono le risorse, purtroppo come ha detto il dottore, siamo costretti ad andare fuori. Io per prima sono andata fuori tante volte con diagnosi fatte all'ospedale di Locri, quindi non è vero che non ci sono i brevi medici, ci sono ma sono troppo pochi, fanno diagnosi corrette qua e io poi per farmi un'operazione devo andare a San Giovanni Rotondo. Non è più ammissibile, e non è ammissibile che noi stiamo zitti, basta adesso. Bisogna realmente fare qualcosa, e noi abbiamo cercato di fare questa cosa e di andare in aiuto a chi combatte da tanto tempo, quindi al nostro sindaco e a tutti gli altri che stanno facendo qualcosa da più tempo di noi. Una battaglia che non ha una colorazione politica, lo diceva il sindaco e lo ribadiamo noi per quanto possa servire, ma se lo dicono i cittadini credo che effettivamente sia così. Ecco, non c'è stata nessuna spinta ideologica, ma solo veramente una iniziativa che vuole essere a tutela, che viene posta in essere a tutela di questo ospedale che ha una storia, vero Ilario? Assolutamente sì, ha una storia che è lunga e complessa. Si parte innanzitutto l'ospedale odierno nasce sulla base di una donazione fatta da un cittadino locrese, per cui la volontà di migliorare il territorio che è insita nell'animo dei locresi è calpestata attualmente da quello che invece è il trattamento che viene riservato a quello che è stato un dono, a quello che è stato il sacrificio di molte generazioni di locresi e non solo, ma cittadini locridei che addirittura, sentiamo raccontare, donavano di propria tasca qualcosa affinché potesse migliorare la condizione della struttura ospedaliera. Oggi questo non c'è più, è un peccato. Come diceva lei, la rabbia che ci è montata dentro è stata quella di pensare anche per un solo attimo come chi non vive qua può interpretare il nostro modo di vivere la zona. Siccome c'è stato un problema recente che ha riguardato un centro di diagnostica, a me sinceramente ha dato molto fastidio solo il pensare che il partecipare attivamente, quindi con la propria firma, affinché questo centro potesse rimanere aperto, all'esterno, quindi ai cittadini che non conoscono la situazione, potesse sembrare che noi avalliamo come zona dei comportamenti presumibilmente anomali, non corretti. Invece la firma per mantenere aperto quel centro è dettata dalla paura. Il cittadino della Locride ha paura che se chiude quel centro non ha l'alternativa. E allora se l'alternativa deve essere scegliere un qualcosa che nel dubbio può aver agito male, siamo costretti purtroppo a non avere la possibilità di scegliere tra il bene e il bene, ma tra il male e il nulla, cioè lo zero. Quindi questo è anche uno dei motivi che ci ha spinto a fare questo. Poi noi rappresentiamo in questo momento tutti, rappresentiamo il sindaco, rappresentiamo il sindacalista, rappresentiamo il medico, l'infermiere, perché al di là del ruolo che ognuno ricopre nella vita quotidiana, siamo tutti esseri umani che siamo soggetti ad una malattia, ad un problema di salute improvviso e non sappiamo dove andare, non sappiamo cosa fare. E riteniamo che, essendo cittadini che come gli abitanti delle zone più meritevoli d'Italia pagano i propri contributi alla nazione, anche noi abbiamo diritto, pagando e versando i nostri contributi, di avere gli stessi servizi di cui beneficiano gli altri. Ed siamo qua insomma a dire che siamo a quasi 25.000 firme oggi, speriamo che il numero possa aumentare, di modo che quando andremo a rappresentare tutte queste persone saremo lì con orgoglio a dire siamo tanti e non siamo pochi, oppure siamo anche noi a fare spallucce come si è sempre fatto nella... Direttore, sì. Enzo, allora, raccolgono le firme, sicuramente un gesto di grande civiltà, perché questi cittadini non possono più vivere in queste condizioni. Io sono con loro, sono dalla loro parte e noi daremo voce a questa loro protesta, a questa loro voglia di cambiamento che ci deve essere. Non si può più continuare ad immaginare che possa essere questa la sanità. Certo va dato atto ai medici, a quanti lavorano all'interno dell'ospedale, di fare i salti mortali, quindi a loro va la nostra gratitudine per ciò che fanno. Però voglio capire, raccolte queste firme, poi con questo malloppo di testimonianza, che ci fanno? Dove andranno? A chi si rivolgeranno? Quale sarà il passo successivo? Perché la firma, sì, firmo, sono d'accordo, però dopo come proseguirà la battaglia? Gli altri passaggi, che sono quelli che poi devono sancire il raggiungimento di un obiettivo, ecco, come avverrà?
Sì, è chiarissima la domanda, ho avuto qualche difficoltà nell'audio ma penso di aver colto il senso. Dice il direttore Sabato da studio, 25.000 firme che diventino anche molte di più, 50.000, che triplichino pure, questo è l'augurio. Dopodiché con questo malloppo di firme, con queste testimonianze, quale sarà il prossimo passaggio? Abbiamo chiesto un appuntamento al prefetto, il prefetto ha disposto che verremmo ricevuti dal viceprefetto. No, dal vice del vice. E quindi niente, porteremo le nostre firme e chiederemo che ci vengano date al più presto delle risposte, perché come diceva già il sindaco, promesse ce ne sono già state fatte abbastanza, adesso ci devono essere date delle risposte che sono diverse da delle promesse. Ecco direttore, questa è la situazione. Ilario Capocasale faceva anche riferimento ad un'altra raccolta di firme che riguarda una struttura privata rispetto alla quale si è anche creato un certo allarme e c'è anche preoccupazione. Qui è chiaro che non è la lotta tra pubblico e privato, qui in realtà c'è solamente un obiettivo, quello della salute e della tutela della salute. Anche perché il privato è stato d'aiuto quando qui la TAC e la risonanza non funzionavano. Però il problema è che il privato fa i turni di notte, no, il privato lavora sabato e domenica, no, se arriva un'emergenza sabato e domenica, se arriva un'emergenza di notte, se ci dobbiamo appoggiare allo studio radiologico, ben venga, ma devono tornare anche di notte, ma devono lavorare anche sabato e domenica, ma io non capisco perché un ospedale, cioè deve arrivare addirittura a doversi appoggiare ad un'altra struttura perché dentro non c'è una risonanza, dentro non c'è una TAC, ma è fuori dal mondo questa cosa. Direttore. Beh, io onestamente non so cosa aggiungere, perché poi da quello che diceva la tua gentile ospite, andremo lì, ci hanno promesso che ci riceverà il vice del vice, ho capito, sono cittadini di serie A, non cittadini di serie B, per cui bisogna attivarsi anche muovendo altre leve, stimolando altri interventi, seguendo altri canali, altre piste, perché io direi, scusami caro Ministro Speranza, è vero tu da poco ti sei insediato, ma questa è la situazione all'Ocri e nella Locride, ti porti il malloppo di firme, questi sono i cittadini, quelli che pagano le tasse, quelli che seguono le regole, quelli che si muovono nel rispetto della legalità e ai quali devi garantire il diritto sancito dalla Costituzione e lo ripeto, il diritto alla salute. Allora fai qualcosa, muoviti, andate dal commissario per il piano di rientro, Cotticelli, andate dal governo regionale, fate qualcosa in più, non fermatevi al primo interlocutore perché ce ne possono essere tanti altri. Qui è la politica che deve muoversi anche, deve fare il suo dovere. La politica è, come dire, è lo strumento, tra virgolette, attraverso il quale si raggiungono degli obiettivi di crescita, almeno questo ci auguriamo. Se manca anche questo, allora dobbiamo dire, vabbè signori, ce ne andiamo, come se ne vanno moltissimi calabresi che non credono più in questa regione, pace, ma c'è tanta gente, per esempio anziana, che vive in quel territorio che non può più muoversi, e perché deve rimanere lì così abbandonata? Paga le tasse, è un cittadino di questo Stato e deve essere tutelato come tale. Grazie direttore, giustamente l'augurio è che voi riusciate a ottenere risultati, ma anche dovete essere aiutati ovviamente da chi ha il potere decisionale, se no il rischio di emigrare è sempre più concreto. Ne siamo consapevoli, però l'aiuto deve essere un aiuto serio, reale, concreto, perché già di passerelle ne sono state fatte tante. Credo che il fatto di partecipare a questa petizione sia anche una ribellione a tutte le forme di pubblicità mediatica che abbiamo subito sulle nostre spalle, perché poi alla fine chi viene ritorna a casa sua, noi rimaniamo qua con le cose che non funzionano e questo è quello che deve cambiare.
Ringraziamo Bruna e Ilario, approfitterei anche della presenza di altri due sindacalisti della UIL, una vecchia conoscenza della diretta, si fa per dire, nel senso che spesso è il nostro ospite. Direttore, lo abbiamo ribattezzato in TV l'uomo delle cifre, che è stato con noi nella diretta di Polistena, Firmo Micheli. Tra poco avremo anche il segretario della zona Locridea della UIL, proprio con delega ai temi della sanità. Quindi direi di passare proprio a Firmo Micheli con le sue cifre sulla situazione dell'ospedale di Locri, cioè potenzialità che vengono trascurate, che rimangono inespresse, sono in quei fogli che Micheli ha scritto in settimane di impegno e di studio della situazione. E quindi da quei fogli verrebbe fuori anche un'ipotesi di soluzione, è così? Intanto buon pomeriggio direttore, ma io l'ho detto già a Polistena, qui possiamo discutere di tutto e il sindaco nella sua introduzione l'ha detto chiaramente, le abbiamo provate tutte ma non ci ha ascoltato nessuno. Qui il problema è uno solo, l'assunzione del personale, che a me mi portano la TAC e non ho il personale che me la fa funzionare. Se restano 2 medici a fare H24, che senso ha? Sarà peggio di prima, perché non saranno in grado di garantire l'emergenza-urgenza nell'arco delle 24 ore. Noi come UIL, l'unico sindacato che sta facendo questo tipo di battaglia, 2 mesi or sono, abbiamo detto, amici, guardate che sta chiudendo la mammografia, perché un medico, direttore, da 5 anni si è sobbarcato questo lavoro facendo 12 ore settimanali, ha chiesto, ha piedito di essere trasformata nelle 38 ore, non c'è stato verso. Oggi questa qui ha trovato sistemazione in un altro ospedale e se ne va. E quindi noi restiamo senza mammografia. Quindi il problema è uno solo, perché non sanno fare nemmeno i conti. Cotticelli deve sapere che su 100 un medico, e mi ripeto, 41 sono con la 104 inidonei, occorrono 93 medici, 109 infermieri, 78 OS per poter incominciare a far funzionare questo ospedale. Direttore, lei deve sapere, perché chi ci ascolta dalla provincia di Cosenza, la mia provincia, forse non ci crede, pensa che noi stiamo raccontando fatti irreali. Dal 2010 ad oggi l'ospedale di Locri si è visto chiudere 7 reparti senza che nessuno muovesse un dito. L'ortopedia, come diceva il sindaco, funziona H12 di notte, l'ortopedia è aperta solo il martedì e il giovedì, sembra, che posso dire, un bar, sembra una panetteria, perché c'è carenza di medici, c'è carenza di personale, tutti elogiano, fanno gli elogi ai medici, agli infermieri, e anche noi come UIL l'abbiamo sempre sostenuto. Però direttore, questa gente lavora con enormi sacrifici e poi a fine mese, dal 2012 che non gli viene corrisposta la produttività e dal 2016 che non gli vengono corrisposti i buoni mensa, che sono l'ultimo aspetto. Però la realtà è una sola, la gente della Locride ha risposto sempre al richiamo su questi problemi seri. 20.000 non si raccolgono così se non c'è una motivazione. Oggi la gente è stanca perché non vede risultati. Lo diceva il sindaco, promesse, 2 ministri sono scesi qui, hanno fatto un decreto che addirittura ha peggiorato. Adesso devono fare un decreto. La gente deve sapere che per salvare questo ospedale bisogna assumere. L'altra sera, e vado alla conclusione, io la seguo moltissimo, si è presentato il commissario Scura a Locri per presentare il suo libro. Ha incominciato il suo intervento dicendo: vi do una bella notizia, l'ospedale di Locri non si chiude. Direttore, ma se non c'è personale al pronto soccorso, all'ortopedia, alla radiologia, un servizio di emergenza urgente, il laboratorio analisi che fra 6 mesi sarà nelle stesse condizioni,
Se i commissari non faranno il censimento del personale, noi la UIL stiamo lavorando su questo, per vedere all'interno dell'ospedale se ci sono figure che sono state assunte con una qualifica e hanno altre specializzazioni. Non andiamo da nessuna parte, direttore. Noi come UIL vi ringraziamo che fate questo giro degli ospedali, ma siamo l'unica sigla e possiamo vantarci che siamo l'unica sigla che sta seguendo questa drammatica tragedia che sta colpendo l'ospedale di Locri. Grazie a Firmo Micheli. Prego Salvatore Scarfò di avvicinarsi. Salvatore Scarfò è il segretario dell'area Locride, delegato proprio ai temi della UIL. Dimmi direttore, prego. Ti devo fermare un attimo, andiamo alla pubblicità. Anche questo è stato un intervento, mamma mia, okay. Come al solito ha dato i numeri della situazione e attraverso i numeri si legge la drammaticità di quel che si vive in quest'area. Ma andiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Enzo, abbiamo questi 10 minuti finali. Sì, direttore. Cerchiamo di essere, di cogliere più voci possibili e più testimonianze possibili. Noi stiamo ricevendo dei messaggi della gente che abita a Locri e nella Locride, nei quali si sottolinea quello che è venuto fuori da queste testimonianze che hai raccolto. La gente dice sì, noi raccogliamo le firme, siamo pronti, non possiamo fare questo però, possiamo raccogliere le firme, possiamo testimoniare la nostra difficoltà di rapporto con la sanità, possiamo denunciare l'inefficienza del sistema, ma più di questo non possiamo fare, poi nel sistema spetta ad altri che hanno altri ruoli, fare in modo che queste firme, queste testimonianze pesino e facciano in modo che le cose cambino. Vai Enzo. Sì, direttore, stanno arrivando messaggi in redazione e questo mi pare un segnale positivo proprio da spettatori di quest'area della Calabria e mi pare un segnale importante e anche motivo di gratificazione per questa emittente. Con me, dicevo, prima della pubblicità c'è Salvatore Scarfò che è segretario di zona territoriale proprio con delega alla sanità della UIL e come avete visto la UIL sta facendo uno studio specifico. Micheli poco fa ha illustrato brevemente schemi riassuntivi rispetto alle cifre che fotografano la situazione dell'ospedale e da quelle cifre emerge anche di fatto una ipotesi di soluzione. Scarfò, voi avete fatto riunioni importanti, serrate in queste ultime settimane, il dramma è venuto fuori, la tensione c'è, al di là poi di ogni enfasi giornalistica che si possa praticare, ma oggettivamente siete depositari di sfoghi veramente amari. Ecco, qual è la situazione? Certamente, io sono segretario territoriale della UIL e direi questo, che la situazione veramente è molto critica, come dicevano prima, il sindaco, il dottore Carabetta e tutti gli altri, Micheli Firmo. Io opero sul territorio e realmente siamo allo sfascio. La gente ha bisogno di aiuto, la sanità purtroppo latita. Sono state fatte promesse, da anni che si fanno promesse, da un'amministrazione all'altra, dal direttore generale, ai commissari, però si va peggiorando. E noi come UIL siamo un sindacato che dà battaglia, nel senso che non ci fermeremo e che quelle che sono le varie defiance, diciamo, che hanno portato a questo stato, noi li portiamo avanti e li combattiamo, perché non è assolutamente giusto arrivare ad uno Stato che latita, perché noi parliamo anche di Stato, perché in questo senso la Calabria ha delle possibilità. L'Oiero è stato assente, l'Oiero ha portato la sanità a quello che all'apatia. La Calabria ha bisogno, la Locride ha bisogno di un intervento urgente
E la UIL, mi dispiace dirlo per gli altri sindacati, che latitano anche loro. Solo la UIL sta portando avanti alcune denunce e noi non ci fermeremo, perché li porteremo avanti e continueremo ad andare avanti, perché non abbiamo paura, non abbiamo scheletri nell'armadio, come dicevamo prima. Quindi noi non ci fermeremo e saremo pronti a qualsiasi battaglia. I cittadini, come è emerso chiaramente, ma come si sapeva anche dalle cronache di queste settimane, si sono in ogni caso organizzati, hanno deciso di far sentire la loro voce. Il sindacato come può sostenerli, al di là della manifestazione di piazza, concretamente? Beh, il sindacato li può sostenere soprattutto stando vicini ai cittadini. Io notavo fino ad oggi al pronto soccorso c'è praticamente una situazione delicata e il cittadino ha bisogno dell'intervento del sindaco, del sindacato, del cittadino stesso, perché anche i cittadini vorrebbero urlare e gridare, lo hanno fatto ma nemmeno loro sono stati sentiti e ascoltati. Qualche manifestazione di un anno fa, come lei diceva prima, il cittadino si è sentito preso in giro. E allora non si deve scherzare con la salute delle persone, perché l'articolo 32 della Costituzione ci dice che è un diritto del cittadino il diritto alla salute. In questo caso le nostre istituzioni hanno delle colpe e queste colpe si devono assumere, queste situazioni devono essere assunte sia dalla parte dell'amministrazione comunale, sia dalla parte del sindacato, devono essere portati avanti per poter portare a compimento quelle che sono le nostre battaglie. Una rete di gruppi, di soggetti che si ponga a presidio di questo ospedale. Ecco, credo di aver colto il suo messaggio. I cittadini, la politica. Direttore, se non hai domande per il dottore Scarfò, io proporrei di riavere qui davanti alle telecamere il sindaco e Bruna Filipponi e Ilario Capocasale, se sei d'accordo. Sì, così andiamo a chiudere allora, vai. Perfetto, perfetto, grazie a Salvatore Scarfò. Allora, ecco, in qualche modo è la rappresentazione più chiara della politica e della piazza che si incontra, dei cittadini che si incontrano. Hai domande tu da studio? Niente, io voglio chiedere al sindaco se si farà carico di queste istanze dei cittadini, questa raccolta delle firme fatte, se le farà valere, in quale sede ha intenzione di farle valere. Il direttore chiede, sindaco, cosa si farà, ecco, con queste firme che sono davvero tante, cioè l'impegno che assume il primo cittadino di Locri rispetto all'azione incisiva della cittadinanza, come farà valere il peso non solo cartaceo evidentemente di queste firme, ma il peso morale ed etico, perché di etica si deve anche discutere. Continueremo a ribadire il nostro impegno anche rafforzato da queste importanti firme, raccolte firme fatte appunto non da rappresentanti della politica ma da normali cittadini. Questo è un segnale importante, una sorta di ribellione che parte dal basso, quindi secondo me vale doppio anche, e porteremo insieme a chi le ha raccolte nelle sedi competenti, dalla Prefettura di Reggio Calabria alla Regione Calabria, al Ministero della Salute, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Repubblica. Penso che queste firme verranno depositate lì. C'è da dire una cosa, l'altro ieri è stato l'anniversario della visita del Presidente Conte a Locri, e il Presidente Conte, che era venuto qui a Locri dopo l'inchiesta delle Iene, è venuto qui a Locri per portare un messaggio di speranza e tante belle parole da parte del Premier. Ha detto ci vedremo a gennaio, non ha detto gennaio di quale anno. È passato un anno e nulla è stato fatto per la Locride. Purtroppo sono questi i segnali che poi ci fanno perdere la speranza, fanno montare la rabbia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Questa situazione di abbandono che noi non vogliamo in ogni caso subire e accettare. Continueremo a portare avanti tutte le nostre battaglie in difesa di questo territorio, ma non solo per la sanità, per la problematica della disoccupazione, un altro problema importante, cercando di far capire alla politica a tutti i livelli che serve un'attenzione nuova, diversa, un impegno concreto per questo territorio. Il cittadino è stanco di subire ed è pronto a ribellarsi, lo sta dimostrando anche con questa raccolta firme. Non vorrei essere ripetitivo nelle domande, quello che avevate da dire in realtà lo avete già detto, però
lanciare un nuovo appello, siamo in chiusura di trasmissione, credo che da voi che vi state impegnando possa partire un segnale di ulteriore stimolo verso magari chi ancora non ha firmato, ma anche per immaginare nuove forme di lotta, sempre civica ma ugualmente incisiva. Chi non ha firmato ormai abbiamo chiuso, quindi dobbiamo... Quindi ormai non c'è più. Non si può più firmare, andiamo alla conta, diciamo, esatta di quelle che sono le firme per poi presentarle. Ecco, quindi la speranza di prima era dettata dal conteggio finale che farete? Dal conteggio finale, ma soprattutto dalla risposta che riceveremo una volta presentate queste firme. È lì la nostra speranza. Sicuramente non rimane una cosa che si ferma qui. Non so cosa verrà fatto successivamente, perché comunque andiamo per step, presentiamo queste firme, vediamo cosa ci viene risposto. Siamo stanchi, quindi mossi dalla stanchezza sicuramente faremo qualcos'altro. Sì, l'appello è quello di non fare mai più spallucce come abbiamo fatto adesso, che spero che aver apposto la propria firma su quel foglio stia ad indicare un risveglio sociale, morale da parte di tutti i firmatari e che questi riescano a contagiare quante più persone possibile. Adesso è l'ora di fare veramente rete con le istituzioni, per cui approfittiamo anche per ringraziare Giovanni Calabrese, perché a parte essere stato per noi l'unico rappresentante vero, cioè colui che ha rappresentato la rabbia del cittadino, non è stato lì a rappresentare la figura del sindaco o il palazzo comunale, ha rappresentato davvero con orgoglio il cittadino, la rabbia del cittadino, e per questo ci sentiamo di dire grazie a Giovanni e grazie a tutti quelli che come Giovanni da ora in poi si uniranno a noi per proporre anche delle nuove forme di protesta che siano più incisive delle firme, perché solo così possiamo ottenere qualcosa. La firma di per sé rimane su un foglio di carta, adesso tocca a noi farci sentire davvero in maniera più concreta. Roma si deve svegliare. Assolutamente sì, in Emilia ci sono le piazze delle Sardine, qui in Calabria nella Lochride potrebbe esserci la piazza dei Leoni, gente arrabbiata e inferocita anche nei confronti di uno Stato distratto e disattento, e l'abbiamo detto in tutti gli interventi, l'ha detto l'hanno detto i sindacalisti, hanno detto i medici, lo dicono i cittadini che fanno questa petizione. Non si può continuare così, non si può continuare a ignorare un problema serio che è quello della sanità in Calabria e quello del disagio in particolar modo in un territorio difficile e complicato come quello della Lochride, una Lochride attenzionata e spesso con tante promesse, ma un territorio, diciamo, sedotto dalla politica ma poi stuprato e abbandonato. Tutto ciò non è più possibile oggi. Enzo? Direttore. Ecco Enzo, allora noi dobbiamo chiudere qui il nostro collegamento. Il nostro compito è quello di portare all'attenzione della Calabria quelle che sono le istanze dei cittadini delle varie aree che abitano le aree della nostra regione. Oggi siamo stati a Locri, tu ci hai rappresentato questa realtà attraverso le testimonianze che hai sottoposto alla nostra attenzione, attraverso le immagini splendide girate dal nostro Mario Scarpelli, il tuo commento puntuale e preciso, come sempre Enzo, caro Enzo. Noi questo possiamo fare. Questo dobbiamo fare, questo è il nostro ruolo, continueremo a farlo, non ci fermeremo, denunceremo, daremo la possibilità, amplificheremo la rabbia della gente, lì dove c'è la necessità di alzare la voce, la veicoleremo attraverso i nostri canali. Il nostro viaggio negli ospedali della Calabria proseguirà. Dopo la Lochride, martedì prossimo saremo a Trebisacce, anche lì una situazione paradossale, chiuso, poi riaperto, ma mai riaperto veramente, forse non riaprirà mai, e anche lì ascolteremo i cittadini, anche lì ascolteremo le associazioni, anche lì ascolteremo quegli amministratori che si battono, viva Dio, e bisogna dare merito, atto a questa gente, come l'abbiamo poc'anzi avuto modo di ascoltare dal sindaco di Locri, ma l'abbiamo ascoltato anche dal sindaco di Acri sindaco di San Giovanni in Fiore la settimana scorsa, e poi Acri, e poi Polistena. Insomma, cerchiamo di capire che cosa accade e come noi cittadini
possiamo organizzare una risposta in termini di attenzioni, in termini di sollecitazioni, in termini di progetto, in termini anche se volete con la rabbia, con la veemenza che è tipica di chi non si sente garantito in quanto cittadino di questo Paese. Ricordo ancora una volta che la Costituzione italiana dice chiaramente: va garantito il diritto alla salute. Bene, grazie. Allora Enzo, grazie anche a te, sei stato come al solito preciso e puntuale. Lasciami ringraziare i miei tecnici. Grazie a tutti e grazie a Mario Scarpelli che mi ha supportato e sopportato. E a tutti i nostri ospiti, quelli che si sono avvicendati al tuo microfono. Noi ci vediamo con questo appuntamento sul Pianeta Sanità, chiamatelo come volete, osservatorio sulla sanità in Calabria. Continueremo il nostro viaggio negli ospedali della regione. Ovunque ci dovesse essere la necessità di amplificare la voce, la protesta, fatecelo sapere, le nostre telecamere vi raggiungeranno ovunque voi siate. È tutto, grazie, arrivederci, buon proseguimento.